Fratelli d'Italia ovviamente auspica di conoscere quanto prima la data del voto, che sappiamo però non essere oltre il 23 di novembre. Auspichiamo anche venga sciolto però nel più breve tempo possibile il nodo del governatore del Veneto, anche per evitare ciò che abbiamo visto in questi giorni, cioè le tante fughe in avanti e dei desiderata scambiati per accordi già conclusi. Il messaggio non è solo chiaro, è limpido. L'uscita di Matteo Salvini a Oppeano con il lancio di Alberto Stefani per la corsa a Palazzo Balbi sponda Lega è la goccia che sta facendo traboccare il vaso già pieno di Fratelli d'Italia. Di fuga in avanti desiderata scambiati per accordi parla il numero uno dei meloniani in Veneto che, in corsa per la candidatura a governatore, nelle ultime ore ha postato su Facebook un messaggio nemmeno troppo sibillino. Qualcuno scambia la semplicità per debolezza e la correttezza per remissività. La pelle dell'orso costa cara e non si vende prima. Mentre il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, si affretta a correggere il tiro dopo che aveva definito il nome di Stefani come più che apprezzabile. Non capisco l'enfatizzazione, dice, ho solo detto che è bravo, come ce ne sono tanti anche nel nostro partito. Come non intendiamo mettere bandierine noi, siamo sicuri che lo faranno gli alleati e ragioneranno nello stesso modo. Il Veneto ha bisogno di una figura autorevole, con esperienza e che sappia portare avanti il buon governo del centrodestra. Una puntualizzazione che dice tutto. Mentre a Palazzo Balbi il tema data elezioni chiesta a gran voce anche dai meloniani resta fermo al palo. Il tempo per la convocazione delle urne è un tempo che ci è consentito dalla legge e nel momento in cui deciderò di convocare le urne lo dovrò fare 50 giorni prima e quindi non siamo assolutamente in ritardo su nulla. Ma è evidente che Zaia non fissa la data perché non hanno un candidato e non hanno un candidato perché non hanno un accordo su chi dovrà essere. Solo quando lo troveranno probabilmente verrà fissata la data, che sarà a fine del mese di novembre. Ecco, è una diciamo, idea delle istituzioni abbastanza negativa, cioè vengono prima gli interessi di parte, la scelta del candidato, che fissare la data delle elezioni, che invece è necessario che i cittadini e le forze politiche sappiano anche per potersi organizzare. Nel frattempo il centrosinistra ha ufficializzato tutti i candidati governatori dalla Toscana alla Calabria e il Veneto rivendica di aver trovato subito la sintesi attorno a Giovanni Manillo. Siamo stati i primi tra le regioni a scegliere il nostro candidato, quelli che per primi hanno costruito una coalizione così ampia come quella che abbiamo di forze politiche e civiche. Una coalizione che attende di trovare la quadra anche con Azione e Rifondazione Comunista. Mi auguro si definisca più presto, del resto non essendo ancora fissata la data delle elezioni, tutti stanno concludendo il loro lavoro. Anche con Rifondazione c'è una interlocuzione, i contatti sono di questi ultimi giorni e vediamo come potranno evolvere.